si è svolta la cena benefica dell'Associazione Genitori Flavio e Alice per la raccolta fondi a favore del progetto Cuore della Lunigiana. E sabato sera si è svolta a Quercia di Aulla una cena di beneficenza promossa dall'Associazione Alice e Flavio per la raccolta fondi al progetto Cuore della Lunigiana. Per noi c'era il nostro inviato Fabrizio Del Giudice, che ha raccolto le dichiarazioni di Nilla Luciani, che è appunto rappresentante dell'associazione Alice e Flavio, Paolo Marini, consigliere della regione Toscana, Roberto Simoncini, sindaco di Aulla, e poi anche Manuel Sisti e Aurora Magli, animatori del Sorriso per Betlemme. Vediamo il servizio. Oggi è una giornata straordinaria, non solo perché è il 1° maggio e c'è sole, ma anche perché abbiamo dato il via a una serie di eventi a sostegno di questo bellissimo progetto a favore dei bambini portatori di handicap ospiti negli orfanotrofi di Betlemme. Questa serie di eventi organizzati su territorio lunigianese e non, perché moltissime sono le associazioni e gli enti che ci hanno aiutato in questo senso, hanno proprio lo scopo di raccogliere fondi a favore di questo progetto umanitario. E nel corso del mese di maggio, ma anche più avanti, giugno e agosto, avremo su Marina di Massa, su Massa, sulla Spezia, Sarzana, una serie di cene sociali, di feste organizzate da enti, gruppi e associazioni, proprio a questo fine. I soldi raccolti verranno poi consegnati dalla nostra delegazione direttamente a Betlemme alle persone responsabili del progetto là, e si occuperanno di questo aspetto proprio i rappresentanti dei nostri giovani animatori del Sorriso. E andrò volentieri in Palestina per rendermi conto anche personalmente di quello che si può fare, della solidarietà che intanto possiamo portare, e poi anche sul progetto. Credo che dovremo lavorarci sia con le autorità locali, con le istituzioni, il comune, ma anche penso che anche la regione dovrà fare la sua parte, e credo che sia io che Jacopo Ferri che ci siamo occupati di questa cosa, ci impegneremo per far modo di trovare dei fondi per questo progetto che ritengo assolutamente importante. Noi come Comune di Aulla abbiamo patrocinato questo progetto del Cuore della Lunigiana per Betlemme perché crediamo sia una parte del nostro territorio, le associazioni che hanno partecipato, che già operano con grande impegno nei confronti di questi bambini, sia un voler portare un aiuto a chi veramente ha bisogno, e quindi il Comune di Aulla non poteva mancare e quindi fa parte di questo progetto. Mi chiamo Sisti Manuel. Mi chiamo Aurora Magli. Siamo animatori del Sorriso e facciamo parte del progetto Il Cuore della Lunigiana. Andremo a Betlemme per portare solidarietà ai bambini più bisognosi.